Allora bambini, vi voglio spiegare perché il nostro gruppo dell'associazione Azzeni non utilizza la maschera, per quanto riguarda gli adulti naturalmente. E noi ci teniamo a mantenere la tradizione perché per noi è un valore importantissimo così come l'abbiamo conosciuta, perché così come l'abbiamo conosciuta la dobbiamo riportare anche alle generazioni future naturalmente. Ebbene, noi non abbiamo conosciuto l'Isola d'Ores con la maschera bianca. Probabilmente c'è stato un periodo di trasgressione, ma legato al carnevale, perché prima i Mamutones uscivano soltanto a carnevale, non uscivano a Sant'Antonio. Per cui, soprattutto nel dopoguerra, c'è stato un periodo che anche gli Adores utilizzavano degli accessori che non erano decisamente propri al costume degli Adores. Ecco, alcuni usavano il berretto dei bersaglieri, altri usavano l'elmetto del dopoguerra, altri usavano dei vestiti mimetici. Qualcuno ha indossato una maschera bianca da Santa, che poi era metà bianca e metà nera. Ecco. Però è stato un episodio sporadico, un episodio strano, legato al carnevale, per cui ci poteva anche stare. Invece di Adors non ha mai avuto la maschera. Un altro particolare molto significativo per cui l'Isola Adors non doveva portare la maschera è il fatto che l'Isola Adors che ci guida, che guida il Mamuttone, se io sono Mamuttone, dà i comandi esclusivamente con i cenni del viso. Ecco, con la maschera tutto questo non è possibile. La maschera quindi rappresenta un limite sia per la comunicazione. Adesso l'Isolador che guida saltella, si muove in un modo un po' esagerato, diciamo, ma prima l'Isolador che guidava aveva una postura diversa, era più cadenzato, molto fermo, diciamo. Ebbene, comunicava con il resto del gruppo soltanto per i cenni del viso. Ecco, questo è il primo limite della maschera. Un altro limite però è rappresentato dal fatto che la maschera dà una visione esclusivamente centrale, non laterale. Quindi il Salvador rappresenta un limite nel fatto che lanciando la soa non può naturalmente avere una visuale completa per poter fare il suo rito, il rito del prendere all'azzo, questo rito propiziatorio di prendere la donna e portarla vicino a lui. Ecco, questo è fondamentalmente questo. Allora, noi per due motivi molto semplici. Intanto diciamo che il tempo è relativamente recente che indossiamo la maschera. Dicevo per due motivi semplici. Uno, perché abbiamo rintracciato delle fotografie degli anni 50 dove gli Soadores avevano la maschera. E poi ci è stato confermato questo dalla memoria storica di anziani centenari. Ecco, questo è il motivo. A noi è sembrato attinente mettere la maschera del Soadore perché analizzando bene le due figure, i Mamutones e gli Soadores, vedendo nella loro apparenza, così anche l'abbigliamento, uno contrapposto all'altro, cioè molto diverso l'abbigliamento del Mamuttone da quello dell'Isoadore. E ci sembrava che l'Isoadore, non avendo la maschera, non fosse completo, per una serie di motivazioni nostre, nel senso che il Mamuttone con la maschera nera, una figura molto tragica, molto triste, molto arcaica, chissà da dove proveniva, mentre l'Isoadore una figura completamente diversa, una figura molto bella, molto sorridente, molto leggera. Quindi anche la maschera ci sembrava che fosse proprio attinente a quella figura, che dava una certa giovinezza contrapposta alla vecchiaia del Mamuttone, un'allegria contrapposta alla tristezza del Mamuttone e così via. Ecco, per questa serie di motivi.